È una pianta ancora giovane di ginkgo biloba, simbolo di resistenza e longevità, che ricorderà il ricercatore Sammy Basso nel cortile del liceo da Ponte, dove era iniziato il suo percorso di studi. Da qua è partito, da qua ha dato la base ai suoi studi futuri, quello che poi è diventato. E dunque è bellissimo ritrovare questa bellissima pianta che ha un significato anche veramente importante nella sua scuola. Da Papa Amerigo è arrivato un invito agli studenti presenti nel cortile per la commovente cerimonia. Se lo vogliamo noi, i sogni si possono realizzare, anzi si realizzano. Sami li ha sempre realizzati e quindi anche i ragazzi devono capire che se loro proprio lo vogliono, arrivano, dove vogliono arrivano. Ho avuto modo di conoscere Sammy circa 2 anni fa con tutta la mia classe e è stata un'esperienza che insomma mi è rimasta molto e di lui mi ricordo l'allegria e il sorriso spontaneo che aveva nel raccontarci tutto, anche i momenti insomma più difficili della sua vita. Noi siamo molto orgogliosi di partecipare in una scuola dove ha fatto parte anche Sammy Basso, che come Angelica anche io con la classe ho potuto avere la possibilità di incontrare questo esempio di persona che ci accompagnerà sempre nella storia dell'istituto con questo albero. È riuscito a trasformare veramente la nostra quotidianità, la nostra vita di classe, di insegnanti. Andiamo al nocciolo, andiamo all'essenza della vita, che è soprattutto relazione.